Mamma mia, signori, amici bellini, no, perché io poi guardo sempre più in basso oramai, perché lo schermo si abbassa per togliere quella barra così. Ma dobbiamo parlare perché dire psicodramma è dire poco, ma vorrei parlarne tatticamente, c'ho un po' di lavagnetta per voi, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, io vi avevo detto, guarda, dalla finestra. Vi avevo detto, arrivano le notifiche, vi siete iscritti al canale Telegram? No, perché poi voi sapete delle cose che gli altri non sanno. Tra l'altro ci siamo divertiti tantissimo, sia con gli amici bellini abbonati, perché ce la siamo commentata in diretta, ho fatto degli appunti a Mancini, gli stessi amici del Caffè Napoli 1926 su Facebook e su Instagram, il nostro gruppo. Insomma, ragazzi, benvenuto Mario Pugliese. Prima di tutto, lasciate un like, visto che i don't like, i not like, i dislike non funzionano più. Passiamo un attimo alla lavagnetta con una brabam. Perché? Perché secondo me Mancini non ci ha capito niente. Devo guardare qua. Mancini non ci ha capito niente e abbiamo fatto tutti i complimenti che dovevamo fare per l'Europeo. Va benissimo, però un attimo solo, questa storia del falso 9, questa storia della confusione. Allora, è vero che l'Irlanda del Nord ha fatto una partita difensiva praticamente perfetta, alla fine la stavano pure vincendo. Va bene che la Svizzera doveva vincere 5-6-0 contro la Bulgaria, continuavano ad annullare. Questa cosa io la dico per onestà, perché mi sembra che tra il rigorino, perché li vogliamo chiamare rigorini, dato all'Italia contro la Svizzera, che ci avrebbe poi fatto tranquillamente andare avanti, e questi due gol annullati da VAR che devo rivedere perché non lo so, il 3-0 famoso della Svizzera che ci faceva fuori, doveva arrivare il 3-0 della Svizzera ed è arrivato. Ora però, se è vero come è vero che questi erano i giocatori, e Di Lorenzo è stato anche una spina nel fianco, perché l'Italia ha deciso, e qua poi Mancini ci deve spiegare Irlanda-Italia, cioè che vi voglio dire per questo? Noi siamo tifosi del Napoli e si sappia, no? Che siamo tifosi del Napoli e quindi noi abbiamo le nostre esperienze di partite che sulla carta sono più facili. Tu dici, ma quelli figuriamoci, siamo avvantaggiati. C'era qualcuno che diceva l'Italia gestirà i 2 gol di vantaggio, differenza reti. Ma no, esistono gli psicodrammi e questo è uno psicodramma. Mancini, ci devi spiegare perché hai comunicato tutto questo nervosismo alla squadra già nel primo tempo, ma anche tatticamente ci devi spiegare questa cosa. Capisco, vuoi sfruttare la straordinaria forma di Di Lorenzo che fa così, va bene, perché Berardi si accentra e siamo d'accordo, ma lo stesso Emerson, se Chiesa si accentra, poteva fare questa cosa qua. L'Italia ha deciso di impostare a 3 con un Emerson molto bloccato, e un Emerson così vale meno di Mario Rui, ma lo dicevo con Salvatore Pengue tranquillamente. Mario Rui tatticamente è anche più interessante, ma pure tecnicamente, dico io, cioè Emerson c'ha la fisicità rispetto a Mario Rui, ma un giocatore così bloccato qua serviva veramente a poco, e invece hai voluto sfruttare Di Lorenzo da questa parte. Va bene, però nel momento in cui Insigne viene a fare il falso 9 qui e apre gli spazi al centro, devono essere occupati, e allora lui sceglie, Mancini, di mettere Barella qui che doveva puntare gli inserimenti eccetera eccetera. Di conseguenza Tonali un po' più bloccato, Jorginho un po' più bloccato, ben marcato, quindi si doveva passare sulle fasce. Barella non ha proprio le caratteristiche, poi sì, si inserisce anche bene, ma anche fisicamente. Allora io quando ho visto queste cose qua ho pensato, le due mezziali potevano essere meglio Pessina e lo stesso Cristante, che hanno più capacità di inserimento. È chiaro, se avessi avuto un Pellegrini, se avessi avuto un Hamsik, un Elmas, non ce l'hai. Allora nel secondo tempo io che ho detto agli amici bellini, ho detto, amici, io farei entrare Spalletti nel secondo tempo. Perché dico Spalletti? Un po' per la calma, che qualche partita ce l'ha fatta recuperare in extremis, con la calma, non con il nervosismo. Stiamo crescendo, cresciamo, non con il nervosismo. E un pochino perché volevo vedere subito il 4-2-3-1 e avrei
avrei fatto così, lasciando la difesa a 4 qua, togliendo Barella che non mi convinceva, perché nel momento in cui tu dici Cristante magari si inserisce di più, ma Cristante lui lo mette a destra e quindi lascia comunque questa cosa di Barella qua che non mi convinceva, con queste Insigne falso 9 che poi si alternava, una volta ci andava Chiesa, una volta ci andava Berardi, insomma tanta più che non dare punti di riferimento agli avversari, non hai dato punti di riferimento a noi stessi, e quindi lo stesso Insigne ci ha provato. Purtroppo ragazzi non ha il gol nelle gambe, ma lo stesso Chiesa, se vogliamo fare un'analisi della partita, e sappiamo che Chiesa ha più gol nelle gambe, ha più dribbling, per me ha fatto più Insigne che Chiesa in questa partita, ha fatto più di Lorenzo che tutti gli altri in realtà. Ma quindi l'idea mia era di mettere uno Scamacca qua davanti, lasciare magari un Insigne sotto punta e te la giocavi a 2 con uno Jorginho Cristante. Purtroppo questo non è successo, se non negli ultimissimi minuti, perché quando entra Cristante qui non mi è piaciuto, perché non si puntava all'inserimento di Cristante qua ed eravamo tutti ingolfati perché si continuava ad attaccare sulla destra. Se metti Cristante da questa parte, io direi fai attaccare Emerson, abbassi Di Lorenzo e Cristante può andare a chiudere. Questo non è successo, un po' di confusione secondo me. Dopodiché entra Belotti al posto di Barella e ci siamo, e quindi succede il fatto che dicevo del 4-2-3-1, ma pochissimo tempo per farlo, anche perché poi entrerà Locatelli al posto di Jorginho, e secondo me questa è anche una cosa come a dire, se poi arriva il rigore non metto in difficoltà Jorginho, che stiamo a 1001 notte con queste cose qua, e quindi va bene Locatelli Cristante. Tonali era stato anche ammonito, quindi ci sta. Dopodiché esce anche Insigne per Bernardeschi, che si metterà qui. Bernardeschi è stato un obbrobrio. È ovvio che qualcuno si chieda, ma è possibile che Bernardeschi è meglio di Politano? Fate voi le vostre considerazioni. Bernardeschi da questa parte, controlli sbagliati, passaggi sbagliati, veramente male, non ha tentato la giocata, e fino alla fine entra anche Scamacca per la disperazione. Qua capiamo ragazzi che le sostituzioni alla disperata, queste cose qui che poi metti tutte punte sperando che qualcuno indovini la giocata, sinceramente non è che poi funzionano più di tanto, perché poi ti ritrovi così con questo sorta di 3-4-3, ma insomma un macello in quella proprio tattico. E quindi ragazzi la situazione significa che noi dobbiamo giocare alla fine della fiera, dobbiamo giocare altre 2 partite per questi spareggi playoff, psicodramma assoluto. Di Lorenzo deve giocare altre 2 partite da titolare, Insigne sarà colpa di Insigne, come volete voi, ma tu c'hai Belotti, non ti fidi, c'hai Scamacca, non ti fidi, c'hai Raspadori. Mettere Insigne là falso 9, perdi Insigne, perché poi quando Insigne si abbassava un pochino gli è riuscito il passaggio buono per Di Lorenzo che col pallonetto stava per fare l'avversario. Hai creato un macello qua davanti dove non ha funzionato niente. Allora col senno di poi è facile dirlo, io l'ho detto col senno del durante a tutti gli amici bellini che mi sono testimoni nei commenti, però purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione che ce la siamo giocata con le altre partite, l'altra partita con la Svizzera, la stessa partita con la Bulgaria, va bene, però questo è il calcio, noi dobbiamo imparare questo da questa partita, che questo è il calcio, che esistono le partite storte, che esistono le partite dove l'avversario si difende bene. Avete visto lo stadio Bolgia, che ogni fallo laterale grandi, succede anche questo. Allora imparare, tutti noi, Insigne e Di Lorenzo specialmente, imparare da queste partite che capita la partita storta. Ci sta Bonucci, tu dici c'è sta la personalità, ci sta Chiesa, ci sta Jorginho, alle volte non basta. Alle volte non basta neanche questo, quindi portare a casa, imparare, pazienza, ricordare che sono esseri umani, ricordare il quando, perché io ripeto che questi giocatori sono esausti e non riesci ad essere sempre brillante, a far girare bene il pallone, perché col 4-3-3 nella squadra con i piccoli devi far girare bene il pallone in velocità. Purtroppo non ti è riuscito. A quel punto io ho invocato un 4-2-3-1, ma un 4-2-3-1 spallettiano con calma,
e decisioni migliori, poi tantissimi anche errori di appoggio, in impostazione, qualche cosa Bonucci da questa zona l'ha fatta arrivare, anche un bel filtrante che è arrivato sui piedi di Insigne, che ha fatto un buon movimento ma poi ha tirato fuori, ha stretto troppo il pallone. Berardi molto mobile, però è mancato proprio l'ultima lucidità nel passaggio. Purtroppo dobbiamo fare altre due partite, non ci rilassiamo più, non ci tranquillizziamo più. I campioni d'Europa ci hanno voluto fermare, ci hanno fermato. Però perdere il mondiale, io sto in America, l'europeo non se lo cagano proprio. Perdere il mondiale un'altra volta, psicodramma non solo per l'Italia, anche per me. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vado in difficoltà perché vi guardo così, ma voi non state lì, perché non è la massa che porge, siamo noi che dobbiamo porgere, e devo assolutamente aggiustare sto schermo perché altrimenti non posso andare avanti. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.